I bambini potranno frequentare la loro scuola e ritrovare i loro compagni anche l'anno prossimo e speriamo anche i successivi anni. C'è soddisfazione tra i genitori della scuola dell'infanzia San Pio X di San Pelaio. Appello ascoltato e chiusura sventata. Si può guardare avanti con ottimismo e anche con gratitudine verso il quartiere che ha supportato l'iniziativa delle famiglie firmando la petizione, verso l'amministrazione comunale, la diocesi e i parroci Don Alberto Piasentin e Don Matteo Andretto. Noi come genitori siamo abbastanza soddisfatti perché sono state delle settimane per noi impegnative, ci abbiamo creduto, la speranza c'è sempre stata, abbiamo portato avanti insieme anche, abbiamo raccolto tanta solidarietà tra la comunità di San Pelaio e tra tutti i parrocchiani per evitare che la scuola chiudesse. I genitori avevano lanciato poco meno di un mese fa, attraverso i nostri microfoni, la loro richiesta d'aiuto affinché la scuola materna parrocchiale non chiudesse. Per San Pelaio un'istituzione e una speranza per il futuro. L'importante ora è che le 31 nuove iscrizioni vengano confermate. La nuova gestione, tramite l'IPAB Enea, non dovrebbe comportare stravolgimenti. Ci sarà una riunione nei prossimi giorni che noi attendiamo, dove ci diranno appunto ciò che riguarda le rette, ci hanno assicurato che non dovrebbero variare più di tanto, capiremo anche rispetto anche alle maestre, quindi attendiamo appunto un incontro con il nuovo ente gestore per proprio le questioni un po' più pratiche. Una ottima notizia anche per tenere la mhmm, la società di San Pelaio, diciamo, i parrocchiani, poi le famiglie del futuro, quindi è un'ottima notizia che non siamo stati abbandonati.